Il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, vuole fare chiarezza sul caso del piccolo Ettore, il cui papà aveva detto qualche giorno fa di aver atteso invano risposte e informazioni dal comune sulla copertura delle ore di assistenza del bambino. La sindaca mostra le carte, sottolineando invece come il carteggio sulla vicenda sia esistente e verificabile. Sono PEC registrate che noi abbiamo inviato all'avvocato Lauro Andrao a partire da settembre del 2022. Abbiamo dato la disponibilità di venire incontro alla famiglia con dei sostegni economici che poi la famiglia poteva utilizzare anche per coprire le ore in cui Ettore era scoperto. Abbiamo dato la disponibilità di incontri, più di una disponibilità, delle date che sono state accettate e poi rimandate all'ultimo momento. E noi abbiamo ridato la disponibilità di incontrare la famiglia insieme alla loro avvocata per parlarne. Non abbiamo più ricevuto risposta. Non ci sta la Martini a sentirsi dire che l'amministrazione di Rossano è assente su questa vicenda. L'amministrazione c'è, ci sono le prove, ci sono le lettere spedite e siamo sempre stati a disposizione della famiglia che non ci ha mai contattati. Ma allora, a chi si deve rivolgere la famiglia del piccolo Ettore per risolvere questa situazione? Deve rivolgersi all'ULSS perché, come affermato già troppe volte, noi abbiamo delegato all'ULSS l'integrazione scolastica. È l'ULSS che decide quante ore dare, noi dobbiamo accettare quello che dice l'ULSS. Vogliamo fare una battaglia insieme contro l'ULSS? Noi siamo qua, non ci siamo mai tirati indietro.